Ragazzi miei, amici bellini, a urto, perché voglio dire, abbiamo appena fatto una live da Peppone, ci siamo divertiti, abbiamo parlato di questo trittico di partite indemoniate, perché dobbiamo vedere i diffidati, eccetera, eccetera. Niente di meno, l'avete rinviato un'altra volta. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, no, è perché un attimo solo, dobbiamo parlare bene. Non voglio sentire banalità. Non voglio sentire, perché c'è il rischio della banalità generale su questa partita rinviata ed la notizia è freschissima, quindi io mi devo ancora informare bene, però è ovvio che non voglio che mi mandiate commenti su altri video per chiedermi il parere, perché lo so che succede così. Siamo stati live su Instagram al momento della notizia, boom, siamo andati live su Instagram. Tra l'altro vi invito a iscrivervi su Instagram, perché ho fatto entrare degli amici bellini al volo a dirmi la loro in video, quindi questa è una novità che possiamo portare. Facciamo delle live più brevi su Instagram con interventi video vostri dove voi mi dite la vostra. Ma su questa cosa nello specifico, ragazzi, ci dobbiamo riflettere. Vi invito veramente a fare dei commenti importanti e ragionati. Chi ci va meglio? A chi conviene di più? Perché è vero come è vero che il Napoli aveva 3 partite una dietro all'altra, 3 trasferte. Qualcuno mi dice anche: ma le 3 trasferte non sono da regolamento possibili. Ma intanto ce l'avevano messe, intanto la Lega ce le aveva messe senza scrupoli. Va bene. E quindi noi evitiamo Milan, Juve, Roma in una settimana, ed è importante e ci fa piacere. Però allo stesso tempo io credo che faccia piacere anche alla Juve non giocarla subito, un pochino perché c'è il contraccolpo ancora della Champions, contraccolpo che probabilmente loro si vedranno già, insomma si vedrà una reazione già con il Cagliari, questo non lo so, ma loro hanno parecchie defezioni, hanno parecchi infortunati, stanno ancora cercando di recuperare Dybala, stanno cercando di recuperare, dovranno recuperare Demiral, poi ci sono i vari Chiellini, c'è Betancourt, perché ragazzi a centrocampo è dove hanno poi dei problemi seri, insomma la difesa non è ben registrata senza quei 2 soliti, insomma ragazzi conviene anche a loro. E la mia riflessione, ed è importante, è che scordatevi che la Lega abbia fatto un favore al Napoli per questa cosa qua, perché dopo tutto quello che è successo, ed è anche notizia di oggi che la partita tra Torino e Lazio si dovrà rigiocare, nessun 3-0 a tavolino, è grazie al Sasiccio, direbbe qualcuno. Ma è normale, perché queste sono le regole, oramai si è capito che il protocollo lo prevede, quindi evitiamo di fare stupidaggini e pagliacciate, il circo continuo. Allora un attimo solo, perché già sento nell'aria De Laurentiis ha paura, non vuole giocarla, eccetera eccetera. Fermiamoci un attimo, e se c'è da dire una cosa a De Laurentiis io gliela dico in questi termini: De Laurentiis, ti dovevi rifiutare. Se vi siete messi d'accordo tra di voi, hai fatto secondo me un errore, e ve lo dico proprio chiaramente, perché andava affrontata adesso come andava affrontata all'epoca, subito, rimandarla subito nel giro di pochi giorni all'epoca, perché quella era la Juve da azzannare e il Napoli era in grande forma e non ce n'era uno che diceva Gattuso out. Adesso che la Juve sta leggermente più in difficoltà rispetto al Napoli, perché il Napoli comunque ha vinto le ultime partite, adesso andava attaccati adesso. Quindi se vi siete messi d'accordo, se la Juve l'ha proposto e De Laurentiis ha accettato, De Laurentiis doveva presentarsi, probabilmente si sarebbe dovuto presentare e aspetta, ma come non vengono, e fare la cosa così, andare a Torino, presentarsi con lo stadio vuoto, eccetera eccetera. Ovviamente è un paradosso che vi sto facendo, no? Ma nel profondo io non vorrei, e ve la butto lì così, che De Laurentiis subisca da sempre, ma dico da sempre, una sorta di sudditanza da parte degli Agnelli, perché al di là di alcune uscite estemporanee dove Agnelli insomma dove De Laurentiis si rivolge più o meno in generale al calcio italiano, ci dite della merda, eccetera, cioè queste cose così, ma nello specifico, no? L'amico Guido Gentile mi ricorda, ed è importante, la memoria storica è importantissima, quando successe il fatto di Higuaín. Ve lo ricordate il fatto di Higuaín? De Laurentiis dice: gli Agnelli sono troppo dei signori, non se lo compreranno mai Higuaín.
sono troppo dei signori, e poi quando se lo sono comprati, hai detto mai siete dei bastardi perché no, non l'hai detto, ma non lo dovevi dire in questi termini perché hai messo la clausola eccetera eccetera. Ma ci dobbiamo anche ricordare che quella clausola fu poi pagata in 2 tranche con tranquillità, non ci fu una è importante dire le cose come stanno. Se quella clausola rescissoria è stata divisa in 2 tranche, quella si chiama trattativa, signori miei, e non voglio ritornare a Higuain che dice colpa tua, è stu colpa, però mettiamo tutto sul piatto e ragioniamo un attimo. Secondo me De Laurentiis è più che assoggettato agli Agnelli, è proprio una questione di convenienze generali, nessuno si mette contro quelli là, nessuno. Quindi io dico questa cosa, se la richiesta viene da Agnelli è un conto, e De Laurentiis poteva dire vabbè, allora noi facciamo, non ci sono le 3 partite consecutive e vabbè, ci conviene anche a noi. Nel profondo, secondo me, in generale conviene di più a loro perché recuperano più giocatori, però non sappiamo mai cosa succederà il 7 aprile, se il 7 aprile ci succederà qualche altra cosa, se avremo recuperato dei giocatori, se ci saranno dei diffidati, se ci saranno altri infortuni, altre situazioni di Covid, non si sa. Quindi in generale per me tutto questo guazzabuglio rende il campionato non bello regolare, perché i punti spostano, quando ottieni dei punti spostano, perché c'è il morale, c'è il lottare per una classifica piuttosto che per un'altra, c'è di capire se la Juve vuole lottare ancora per lo scudetto oppure lottare per la zona Champions, che è più complicata, ci sono più squadre. Insomma, in conclusione, questo guazzabuglio non fa bene né al Napoli né al calcio italiano per quanto mi riguarda. Sono contento di non dover fare le 3 partite consecutive perché sarebbe stato veramente uno sforzo immane. Ok, andare a fare Milan e poi Roma, ma poi comunque ci saranno 3 partite una dietro all'altra quando dobbiamo recuperare con la Juve, quindi questa associazione comunque succederà. Quindi non lo so, e vi chiedo a voi nei commenti chi ci è andato meglio. Probabilmente è stata una scelta condivisa, perché una cosa è certa, ragazzi, una cosa è sicura: la Lega non faceva un favore a noi, credetemi su questo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, abbiate pazienza per il doppio video, domani c'è un'intervista importante ad una tifosa del Milan. Sapete chi è? Non lo sapete, lo saprete domani. Un bacio. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.